Una marea montana ha invaso in ogni angolo Forni di Sopra, la splendida perla delle Dolomiti friulane e punto d'imbocco del fiume Tagliamento, per la giornata conclusiva dei 2 weekend dedicati alla magia della Festa delle Erbe 2023. Grande soddisfazione espressa dal primo cittadino Marco Lenna. È la festa di apertura della stagione estiva, che è un qualcosa di meraviglioso. Poi siamo stati baciati dal sole, cosa da non poco, che rende allieta anche la giornata e la festa. Direi un ennesimo successo. Ogni anno si ripropone come una delle migliori feste della regione, ricca di gente, di bancarelle, di eventi, di produttori tipici locali e quindi qualcosa veramente di importante. Il turismo muove le acque. Ma sì, assolutamente. Diciamo che anche il valore aggiunto della Proloco che ci dà una mano, della rete d'impresa e del volere dell'amministrazione, stiamo ottenendo risultati importanti. Non ultimo, in breve avremo la riapertura circa di 450 posti letto e quindi di 5 strutture, cosa che non accadeva da 22 anni. Abbiamo avuto sempre un declino, adesso abbiamo una rinascita importante della nostra località turistica. Dopo lo stop forzato a causa della pandemia, rivedere la gente e animare il territorio non vuol dire solo normalità. Sì, assolutamente, abbiamo avuto 2 anni impegnativi che ci hanno visto essere fermi al palo dal punto di vista turistico. La nostra è una località che vive per il 95% di turismo, però siamo ripartiti alla grande, c'è voglia di investire e speriamo che anche la parte commerciale, parlo dei negozi, della parte al minuto, inizi a svilupparsi e a riprendere quota anche all'interno del paese. Insomma. Dopo questo evento cosa ci sarà? Beh, dopo questo evento abbiamo dei calendari ricchissimi di escursioni, di uscite da parte della rete di impresa, con le guide alpine, con le passeggiate all'asilo viaggio, la natura, lo sport, e poi avremo la grande festa dei funghi, la rievocazione medievale, quindi ci saranno tantissimi eventi in programma, insomma. Crepi? Presidente, com'è andata questa edizione 2023 della Festa delle Erbe a Forni di Sopra? Molto bene, molto bene. Il sole ci ha graziati sia l'11 di giugno che oggi, e poi c'è tutto il contorno che funziona per la Festa delle Erbe, il chiosco in piazza, ma le passeggiate naturalistiche grazie alle nostre guide del Parco delle Dolomiti Friulane e ai nostri ristoratori che soddisfano tutti i palati con i loro piatti a base di erbe primaverili. Ricordiamo che è tutto prodotto a chilometro zero. Facciamo il possibile perché sia tutto a chilometro zero. Un formaggio che ci fanno appositamente per la Festa delle Erbe, proprio aromatizzato con erbe di campo certificate, e fa molta bella figura, è molto apprezzato. Insomma, Forni di Sopra, Dolomiti in tutti i sensi, Dolomiti in tutti i sensi, Forni di Sopra. Esattamente, in tutti i sensi, perché è una bellezza per gli occhi, una bellezza per i nostri profumi, una bellezza per il nostro gusto. Veramente, Forni di Sopra, Dolomiti in tutti i sensi. Perfetto, buon lavoro. Grazie infinite a voi, grazie.